I primi ad accogliere l'invito partito da Mogliano sono stati i sindaci di Preganziol, Spresiano e Villorba, comuni che si affacciano su Terraglio e Pontebana, le strade del Sesso. Poi è stata la volta dei grandi comuni, Castelfranco, Montebelluna e Conegliano, infine le donne, capitanate dal primo cittadino di Miane, Angela Colmellere, pronta ad appoggiare il referendum per abrogare la legge Merlin, per restituire dignità e decoro ai nostri paesi. A un mese dal via le firme stanno per tagliare quota 100.000 grazie al mini tour nelle piazze e nei network nazionali del sindaco promotore Giovanni Azzolini. Diciamo che l'appello ad andare nei municipi non funziona molto bene, la gente fa fatica ad andare negli uffici comunali, è più facile intercettare le persone nei mercati piuttosto che nelle sagre o in altri luoghi. Questo è quello che vogliamo fare, quello che faremo nei prossimi giorni. Il referendum anti-Merlin piace ai sindaci della provincia di Treviso, più della metà degli interpellati lo ha già sottoscritto, tutti gli altri si dividono tra incerti e contrari. Compatte sul fronte del no le sindaco onorevoli del PD, Simonetta Rubinato e Floriana Casellato. Mi pare un po' superato, fuori dalla storia, il problema è anche culturale. Come donna mi sembra una cosa triste e avvilente. I moduli per la sottoscrizione delle firme, complice anche il periodo estivo, giungeranno entro pochi giorni in tutti i municipi. Va molto bene, stiamo aggiornando i dati, dato che a Ferragosto molti uffici comunali erano rimasti chiusi. Abbiamo l'adesione di molti sindaci d'Italia e di tutti i colori politici. La sfida del 500.000 di firme da raccogliere entro fine settembre sembra però difficile. Il comitato può chiedere una proroga, ma questo rischia di spostare l'eventuale data utile per il voto nel 2015. La speranza, a detta dei promotori, è tutta nella No Merlin Night, una serata organizzata per la fine dell'estate nelle discoteche di tutta Italia. Per la prima volta e contemporaneamente ci saranno quasi 3.000 banchetti.